Più storico che si svolge in Veneto e quest'anno è giunto alla 19ª edizione. È l'unico concorso che offre alla vincitrice 1.000 euro in contratti di lavoro tramite sfilate, shooting, eventi vari, e quindi offre la reale possibilità di entrare nel mondo della moda e dello spettacolo. Non mi resta altro che congedare queste bellissime miss. Questa sera ne abbiamo ben 33 in gara, abbiamo fatto il record di Miss Città Murata perché non c'era mai successo di avere così tante ragazze. Quindi grazie ragazze, ci vediamo dopo, ok? Che vi presenteremo. Prima di iniziare con la nostra serata, un doveroso ringraziamento va alla spettacolare location che ci ospita questa sera. Ai vostri piedi le mura di Castelfranco, che grazie a una prospettiva unica diventano il palcoscenico di una favola in cui l'atmosfera, le luci e i suoni si fanno incanto. Tutto questo è il ristorante Terrazza Roma. Grazie ancora ai titolari dell'albergo Roma, Rino Antonello e Alice Antonello. Un applauso a quello qua il titolare. E allora, questa sera vedremo ben appunto 33 miss concedersi appunto i 5 accessi diretti alla finale e 5 accessi invece diretti alla semifinale. Tutte le miss sfileranno prima con il proprio abito da sera, successivamente con il costume da bagno, e queste saranno le uscite valide ai fini del concorso. È giunto il momento di conoscere le nostre partecipanti. Le foto di tutte le miss, allora le abbiamo fatte sfilare più piano, va bene? Siete contenti adesso? E ricominciamo con la presentazione più veloce. Vi ripresento la concorrente numero 1, Linda, eccola per l'ultima votazione.
la Miss numero 2, Alice. Vediamo anche Ilaria.
29, la numero 30, si tratta di Vanessa. Proseguiamo con la messa numero 31, Laura. E rivediamo anche la prossima concorrente in gara, ovvero la 32, Alessia. E prossima, non ultima, la numero 33, Livia. Eccoci, allora invito lo staff a raccogliere le schede della giuria. Ha collaborato alla realizzazione della serata. Iniziamo con Elena Soratto, Elena Favarotto, Francesco Osto, Antonia Zagnolo e Laura Bonaldo. Eccoli qua, grazie. Lo staff che cresce ogni anno, ci sono già altre due persone che non sono potute venire stasera. Grazie miei ragazzi, perché se facciamo queste serate è anche merito loro. Eccomi qua, loro sono l'anima di Mix Città Murata. Grazie. Ringrazio anche il nostro DJ Paolo S, eccolo, che è stato bravissimo con le musiche, finora, poi vediamo. Non mi resta altro che chiamare le nostre miss perché siamo pronti con le premiazioni. Vi ricordo che questa sera assegneremo 5 titoli validi per accedere alla finale, 5 per la prefinale. Non mi resta altro che richiamare le nostre miss, abbiamo la sigla pronta. E allora sigla, vediamole! Proprie partecipanti. Avete visto che c'è già una miss con una fascia, è la miss che ha vinto già e lascia passare alla semifinale e stasera ha voluto ripartecipare per gareggiare per un posto diretto alla finale. Ricordo a tutte le ragazze che stasera non dovessero classificarsi che questa è solo la seconda tappa valida per il 2019, ce ne saranno molte altre e quindi ci sarà la possibilità per tutte loro di conquistare e lasciare passare per la finale o la semifinale. La terza tappa si svolgerà sabato 16 aprile al MoMA di Aso. Iniziamo con le premiazioni perché vado infatti a chiamare la prima fascia.
Miss Zanandrea Tessuti, consegna la fascia, Antonia Zagnolo. Facciamo arrivare Antonia con la fascia. Ecco qua Antonia, prendi la posizione al centro. Vince l'accesso alla semifinale la concorrente numero 10, Asia Fegnan. Diritto. Mani qua Antonia perché devi stare a prendere la fascia. Allora, altra fascia Miss Elegance 20, consegna sempre la fascia Antonia Zagnolo. Eccola qui. Vince l'accesso alla semifinale anche la concorrente numero 7, Samantha Salgarella, eccola! Foto per la stampa. E grazie alla nostra Samantha. Proseguiamo con il prossimo titolo, Miss Paradise Beachwear, premia Elena Sorato, ecco qui. Vince l'accesso alla semifinale la concorrente numero 13, Alessia Sevezzato. Sorella e foto dei nostri fotografi. Vince l'accesso alla semifinale. Facciamo arrivare la fascia di Miss Beauty Store, premia Simone Rossi. C'è l'accesso alla semifinale, concorrente numero 26, Consuelo Mosca. Diritto. Passerella della nostra Miss, grazie Simone. Titolo di Miss Showroom Hairdresser, facciamo arrivare la fascia. Premia Giuseppe Longobardi, ecco qua la nostra Katia con la fascia. Vince l'accesso alla semifinale la Miss numero 31, Laura Magnan. Attenzione perché da adesso in poi le ragazze accederanno direttamente alla finale di Castelfranco, quindi sono già delle finaliste. Prossima fascia si tratta della fascia di ferro blocco, premia Giada Casellato. Ecco qua. Vince un buono Amazon di 50 euro, naturalmente l'accesso diretto alla finale la concorrente numero 21, Pamela Grotto, finalista. E nella nostra Giada Casellato anche lei è stata una concorrente di Miss Città Murata dello scorso anno. Vestita bijou.
classificata Miss Amelie premiano le titolari, eccole, le rivediamo. Vince l'accesso alla finale, il premio offerto da Amelie Abbigliamento, la concorrente numero 23, Narcisa Barbutta, eccola! Anche lei la vedremo sfilare in piazza Giorgione a Castelfranco. Passerella. Di seconda classificata della serata, vince il premio offerto da Absaliub per l'accesso alla finale, premia Absaliub, quindi arriva la nostra Absa. Miss Absaliub è la concorrente numero 33, Livia Oliviera Silva. Insieme. Livia, vieni a fare una foto solo, adesso ti recupera il regalo. Comunque le rifacciamo tutte per la stampa. E allora andate insieme a prendere il regalo, perché adesso è giunto il momento di decretare colei che è la vincitrice della serata. E allora chi facciamo premiare? Signorino, Alice? Direi Alice che non abbiamo visto il signorino, adesso bisogna vedere te. Ecco qua, vieni qua Alice, facciamo arrivare la fascia, facciamo arrivare la corona, capitiamo la madrina Miss Città Murata 2018 Elena Bragatto, Katia Novak Miss Terrazza Roma 2018, eccoli qua. La Miss prima classificata vince una cena per 2 persone qui alla Terrazza Roma e l'accesso naturalmente alla finale, quindi la nostra Alice è stanca, ha lavorato tutta oggi, mi ha detto sistemare, è stanchissima, quindi continuiamo con la premiazione, perché signore e signori anche lei sfilerà qui in piazza Giorgione, Miss Terrazza Roma 2019, è la Miss numero 20. Con chi verrai alla cena? Il ragazzo gondola. Vediamo, è il tuo fidanzato? È fortunato, si nasconde, si sta girando qui. E allora ecco, mi dispiace per i spasimanti che c'erano qua, però la nostra Miss è già impegnata. Complimenti alla nuova Miss Terrazza Roma. Ringrazio tutti i partner della serata, Amelie Abbigliamento, Absaliub, Paradise Beachwear, Migliu, Nellato Vision Care, Perfect e Gian Andrea Tessuti, Showroom Dress per le acconciature, la Fashion Beauty Academy per il make-up. Ringraziamo anche Mina Eboli di Ferro Blog, via partner dell'evento My Fashion Box, i giurati, il patron Filippo Zavarese, tutte le miss che hanno partecipato e miss ospite, Mirko Vitti, Daniele D'Alberto, Paolo Pinaudo, Mario Bonetto, visto anche Paolo Stramare, grazie mille a tutti voi sempre presenti, i nostri fotografi, Emilio Mentre, Leonardo Nicola Marchesan, tutto lo staff Elegance Eventi, il DJ Paolo Sartori e naturalmente tutti voi del pubblico. Il prossimo appuntamento è il 13 aprile al MoMA di Asolo per la terza tappa del concorso. Io vi aspetto tutti quanti, da Eleonora Sorato è tutto, grazie, arrivederci, buona continuazione, viva Miss Città Murata!
Ferro Team, siamo qua con la nostra GD Ferro Blog. Ciao Pamela, com'è andata? Allora, naturalmente sono stata sorpresa di vincere questa fascia e sono contenta, decisamente. Te l'aspettavi o... Ni. No, no, ni o no, no, no. Beh dai, almeno adesso ti rivedremo in finale, anche lei, per Miss Murata, sempre qua a Castelfranco Veneto. Esatto. Un saluto agli amici di GD Ferro Team da Giada. E Pamela. Ciao! Siamo arrivati finalmente al termine di questa sfilata, concorso, e qui abbiamo la nostra vincitrice Selene Rossi. Com'è andata? È andata abbastanza bene, era da tempo che non salivo in passerella e sì, mi sono divertita come sempre, insomma. Di dove sei? Quanti anni hai? Io sono di Roncaglia, di Ponte San Nicolò, in provincia di Padova, e ho 19 anni.